Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi questa sfida valevole per il campionato di eccellenza Girone A, che vede scendere in campo Bagheria e Castellammare. Va giù, sbaglia poi il controllo, poi riesce con il break a fare un buon lavoro, bella palla in profondità per Ba, che veloce, Ba, punta alla porta, ancora Ba, calcia! E non sbaglia Malik Ba, gol regolare, la bandierina non si è alzata e dunque la sblocca Castellammare dopo appena 4 minuti e 35 secondi. E questo è un gol importantissimo che sblocca la gara in favore della formazione ospite con Bippo. C'è pure l'esultanza nel frattempo verso la telecamera da parte del numero 10 che continua a segnare. Nel frattempo scuote la testa Caracappa che non le salta uno. Adesso si è un po' accesa la partita, adesso è anche molto più divertente. Caracappa, Caldiero può calciare, lo deve fare, calcia verso la porta, addosso però alle braccia non c'è nulla, Pennisi la sporca, poi Malik Ba può partire come sempre con la sua velocità, è tanto veloce Ba, entra in tiro di rigore Ba ancora! E lo fa nuovamente! È infermabile questo ragazzo! Ha fatto oggi tutto lui, doppietta, ammonizione, va bene così, 0-2 allo spogliatoio con i propri giocatori. Caldieraro, bella palla in verticale per Gio che potrebbe colpire, ma un po' troppo laterale con Tarantino che fa invece una bella chiusura, ma poi riesce comunque a passare dentro e non sbaglia da 2 passi. Vetrano, gran giocata, bella qui l'azione del Bagheria e Vetrano spedisce in porta 2 passi, ma gran palla comunque di Gio. Poi Florio anticipa anche tutti, Adamo sembra in vantaggio, poi lascia invece scorrere il pallone, non è una buona scelta perché c'è Gio che può rientrare, va sul mancino, salta tutti e poi Di Paolo è super. Si inizia a vedere nuovamente lo scatto del solito Ba che prende velocità, Ba ancora, mette dentro sul secondo palo e qui forse la potrebbe pure chiudere il Castellammare con il terzo gol firmato da Gammicchia. Non fa gol, fa l'assist e Ba, ma è sempre incredibilmente decisivo. Il pallone allontanato da Lampo, poi anche Caronia, poi al volo Florio che lo stava per fare bellissimo perché siamo già al 95 però, e infatti va bene così. Triplice fischio, vince il Castellammare che spugna lo stadio comunale di Bagheria con il risultato finale di 1-3.